Buongiorno e bentrovati a Radio Veneto 1. Oggi vi presentiamo un viaggio nella musica, un viaggio che trae ispirazione da dal libro di Carroll, e noi siamo con Andrea Vettoretti che ci presenta il suo 10° album, Wonderland, che abbiamo in versione CD, in versione vinile, e tra poco ascolteremo anche un live appunto che ci regalerà nei nostri studi. Intanto salutiamo il nostro ospite. Buongiorno Andrea, grazie per essere con noi. Buongiorno a tutti. Ad accompagnare Andrea Vettoretti per questo live il percussionista Max Trabucco. Buongiorno. E dicevamo appunto, Wonderland nasce dalle suggestioni del libro di Carroll, un percorso diciamo che toccherà corde che ci dirai adesso, e che comunque segna una svolta rispetto alla tua produzione, alla tua carriera precedente, al 10° album. Diciamo, spiegaci come si colloca questo progetto. Beh, innanzitutto bisogna dire da dove arriva. Arriva da una storia anche un po', così se vuoi, romantica, nel senso che questo libro mi era stato regalato dalla mia allora ragazza, che poi è diventata mia moglie, e lessi questo libro e ci trovai un sacco di ispirazioni. Fra l'altro è un libro che può essere letto a piani diversi, dalla situazione più semplice a quella un po' più complessa, dove all'interno si trovano anche parodie, si trovano situazioni davvero interessanti, che possono essere sviluppati e che sono state sviluppate, devo dire, da tantissimi artisti. Non sono assolutamente il primo che si è ispirato al libro di Lewis Carroll, basti pensare anche al film di Tim Burton, che più o meno è una delle opere più conosciute ispirate a questo libro. E quindi in quel momento ho iniziato a scrivere delle cose, a buttare giù delle cose anche istintivamente e altre molto pensate, e alla fine sono riuscito a realizzare alcune musiche che mi piacevano, e quindi le ho portate avanti in una situazione che si è sviluppata in tantissime altre situazioni più complesse, fino ad arrivare anche allo spettacolo che stiamo portando in giro e che porteremo in tante città in Italia e in Europa. Infatti Andrea Vettoretti, chitarrista classico di fama internazionale, appunto abbiamo già detto 10 album all'attivo, tantissimi concerti, tantissimi spettacoli, e spettacoli una parola che non si usa a caso, perché la formula che hai scelto anche per presentare, no, il progetto al pubblico supera, diciamo, l'idea, la concezione di concerto. Ma forse magari ne parliamo dopo e ci descrivi anche quello che sarà lo spettacolo che vedremo anche presto per Molto il presto. pubblico trevigiano. Sì. Io direi che è ora anche di ascoltare la musica, siamo qua per questo. Abbiamo registrato appunto una sessione live con Andrea Vettoretti, vedremo Max Trabucco alle percussioni, e iniziamo con il primo brano Sì, dedicato allo stregatto. Il titolo originale è The Cheshire Cat.
E abbiamo ascoltato dal vivo Shisha Arquette, dal vivo Andrea Vettoretti con Max Trabucco alle percussioni. Ecco, parliamo di come proponi la tua musica dal vivo. Dicevamo, è uno spettacolo questo Wonderland. Sì, diciamo che appunto come succede nel libro mi è piaciuto esplorare anche mondi e situazioni diverse attraverso l'idea di presentare quest'album che nasce come album molto essenziale per chitarra, al quale poi abbiamo aggiunto le percussioni con l'aiuto appunto di Max e il violoncello di Riviera Lazzari. Poi, fra l'altro, c'è anche una parte teatrale, quindi avremo un'Alice nel palco e l'aiuto anche del light designer, quindi con una situazione di luci molto, molto particolari che seguono l'andamento musicale, l'andamento dello spettacolo. Quindi diciamo è una sorta di ibrido, non è uno spettacolo teatrale, non è uno spettacolo musicale, è un qualcosa un po' di diverso che ci piace anche far conoscere al pubblico e portare in giro naturalmente. La novità per un musicista virtuoso, insomma, è che tu non sei seduto, diciamo, e suoni la chitarra classica, ma proprio ti muovi anche all'interno del palco. Immagino anche dipenda dalla situazione. Sì, diciamo che lo spettacolo prevede anche che io suoni tra il pubblico, è stata una cosa molto bella. Come si sa, il chitarrista classico non suona mai in piedi, è una qualcosa un po' di fino a poco tempo fa si pensava irrealizzabile, però con un po' di studio si può fare. Ed è una cosa che mi ha divertito molto, anche perché è un po' qualcosa di irriverente, se vuoi, anche nei confronti del modo e dell'approccio che si aveva fino a poco tempo fa nei confronti della musica classica. Abbiamo fra l'altro anche coniato un hashtag che è New Classical World, no? Che un po' include tutto quello che sto facendo, quindi diciamo l'esplorare mondi diversi all'interno di una musica classica che però si presenta in maniera nuova. E quindi questo ci piace e lo facciamo con divertimento e anche con insomma, voglia di fare qualcosa di nuovo in qualche maniera. Sì. Max, tu da che, diciamo, percorso arrivi? È la prima volta che suoni con un musicista di estrazione classica, appunto, con un chitarrista vi conoscete da tanto? Spiegateci come è Certo. avvenuto l'incontro. Beh, io Andrea lo conosco da parecchi anni, lo conoscevo anche per i suoi lavori, ancora prima di suonare insieme, prima che mi chiedesse di suonare insieme, mi ha sempre attirato il suo modo di costruirsi un tipo di percorso musicale che sta a metà tra la musica classica e la musica contemporanea, la world, quindi mescolare diverse sonorità, diversi stili. E quando l'anno scorso mi ha chiamato, io in realtà al momento sono stato colpito perché io in realtà sono un batterista jazz e quindi suono e ho studiato, ho fatto percorsi musicali jazzistici più che riguardanti le percussioni, quindi la musica più classica. E mi ha stimolato molto questa cosa qua perché ho dovuto fare tutto un lavoro di ricerca sonora e di tecnica, perché no, che facesse, che unisse il mio modo di suonare al modo di Andrea di concepire la sua musica, quindi dare uno stampo più caratteristico, appunto, e non derivato solo dalla musica jazz, ma anche usando suoni come il cajon o come vari tamburi che ho preso appunto per questo progetto e devo dire che è stato davvero, davvero bello. Il risultato che sta venendo fuori è davvero entusiasmante. E dopo ci racconterete anche delle vostre performance live, dei vostri concerti, dello spettacolo, anzi, che avete fatto finora. Ora andiamo avanti appunto con la nostra sessione live con il secondo brano che si intitola. Si intitola The Drugged Caterpillar, ossia il bruco drogato. E che ce lo ricordiamo, Ce lo, ecco, ce lo- ce lo si ricorda, appunto, si ricorda questa situazione sempre molto fumosa del bruco, soprattutto anche alla Tim Burton, quindi c'è un'idea un po' impressionista in questo pezzo. e ci caliamo quindi subito nelle atmosfere che ci darà questo personaggio. Volentieri.
Abbiamo ascoltato The Dragged Caterpillar, Andrea Vettoretti alla chitarra classica, Max Trabucco alle percussioni. Ecco, Andrea, a gennaio sei stato in Australia, stai viaggiando molto per portare lo spettacolo. Dici dove sei stato e dove sarai? Beh, a gennaio sono stato circa un mese in Australia per questo tour, al caldo, fra l'altro città in cui si vivevano i 35-40 gradi, quindi il ritorno è stato Giustamente. abbastanza scioccante, devo dire, soprattutto nell'ultimo periodo. Poi in Spagna, a Valencia, e adesso inizia però il tour, diciamo, primaverile, quando arriverà la primavera, speriamo a breve, e soprattutto estivo, quindi ci sarà a Trento, ci sarà a Modena, ci sarà a Torino. Siamo molto felici di esibirci qui a Treviso al Teatro Comunale il 20 giugno. È una data importante perché per noi è significativa, soprattutto per me e Max che siamo trevigiani, quindi era una data che noi, a prescindere dalle date importanti che facciamo in giro per il mondo, era una cosa che Il ci salotto di piaceva. casa. Sì, ci piaceva, è una cosa più, insomma, di orgoglio. E quindi siamo molto felici di presentare Wonderland al completo, appunto, al Teatro Comunale. E altre date poi all'estero: faremo di nuovo la Spagna, saremo in Inghilterra, saremo a Londra all'interno della Queen Elizabeth Hall, che è, insomma, una sala molto molto importante, quindi siamo felici anche di andare nel luogo dove poi nacque il libro di Lewis Carroll, Giustamente. e quindi anche quella sarà una data molto significativa per noi. E poi ci sono altre date, però è tutto in divenire, stiamo lavorando. Fra l'altro nel mio sito sono sempre aggiornate le date del tour, quindi chi avesse voglia, basta il mio nome e cognome, va a vedersele. Che tipo di riscontro trovi appunto dal pubblico? E c'è un paese, un luogo in cui ti piace di più suonare? Guarda, io devo dire che il riscontro è stato notevole, quasi mi ha sorpreso, perché è una musica che in qualche maniera naturalmente mi rappresenta, l'ho scritta io, e quindi ci ho messo un po' la mia tecnica, il mio background, anche il mio cuore, se vuoi, quindi era una cosa a cui tenevo molto. E anche perché forse non l'abbiamo detto, è il mio primo album come autore, come compositore, quindi anche in questo senso in qualche maniera, pur essendo il 10° album, è quasi un riniziare, quasi un primo album per me. E quindi era molto importante che questa cosa venisse anche recepita nella maniera corretta, anche perché vengo da un mondo abbastanza conservatore, se vuoi, quindi andare un po' al di là del confine era in qualche maniera anche pericoloso, ma io trovo anche coraggioso allo stesso tempo. Quindi sono molto contento del riscontro che stiamo ottenendo, e perciò anche stiamo iniziando ad avere anche delle date e delle situazioni che si creano a loro volta, e quindi ci danno la carica per andare avanti con questo bellissimo progetto. Un progetto appunto che prende la forma di uno spettacolo, ma poi chi volesse ascoltarlo a casa, in qualsiasi ambiente, insomma, c'è una doppia soluzione. Hai scelto il CD e hai scelto anche il vinile. Adesso c'è un ritorno un po' del vinile, parlo per la musica rock, ma rientra anche... Come mai questa scelta? Allora, innanzitutto abbiamo tre soluzioni, perché c'è sempre lo streaming, che è Digitale, quello lì, poi che è quello chiaramente lì oggi... che giustamente lo diamo per scontato, ma quello, vabbè, c'è Spotify, iTunes, eccetera, sono sempre presenti ormai nelle nostre vite, almeno di coloro che ascoltano la musica regolarmente. Il CD, ovviamente, continuiamo a perseverare sul CD, perché È comunque un è un qualcosa che è un supporto. supporto che comunque ci piace. E il vinile, in qualche maniera, paradossalmente, è la grande novità degli ultimi anni, quindi abbiamo visto ormai tutti i gruppi, a partire dal pop rock fino ad arrivare sempre un po' in ritardo nella classica,
il riutilizzo negli album nuovi del supporto in vinile. Se vuoi, questa situazione io la vedo un po' come è stata lo slow food nel cibo, quindi l'idea di fare le cose più lentamente, quindi anche di riprenderci il tempo per ascoltare un album, ascoltarlo con rilassatezza, che è quello che un po' abbiamo perso, no? Nella vita quotidiana frenetica dove nessuno ha tempo. Il vinile è ingombrante, è un qualcosa che uno deve volere e quindi se lo deve godere anche con lentezza ed è una cosa che mi è sempre piaciuta. Fra l'altro è un supporto che nel caso specifico di Wonderland, che si ispira comunque a un libro antico della fine dell'Ottocento, aveva anche un suo senso specifico, quindi mi è piaciuto proporlo e alla casa discografica, la CNI, che ha pubblicato l'album, e quindi siamo contenti anche di quest'altro supporto e possibilità per tutti di ascoltarlo. Mi è piaciuto molto il paragone slow. Grazie. Andiamo avanti con gli ascolti, siamo al terzo brano che avete eseguito live nei nostri studi, è Red Queen. Sì, la regina russa ci vuole sempre perché comunque fa parte anche delle nostre vite, in realtà c'è sempre questo senso frenetico, no? E tutti abbiamo conosciuto una Red Queen, quindi doveva esserci nell'album. Questa era Red Queen, Andrea Vettoretti alla chitarra classica e Max Trabucco alle percussioni. Siamo in conclusione, ecco, come brano finale ascolteremo Sensation, che era un brano che apparteneva al tuo album precedente, Rain, quindi il nono lavoro, Sì. e
riproponi anche in Wonderland. Come Sì. mai questa decisione di riprendere questo brano? Sì, guarda, Sensations ha avuto una storia interessante perché è stato un brano in realtà che ha fatto da ponte di collegamento tra il penultimo anzi album che si chiamava Rain con la collaborazione di moltissimi compositori e l'inserimento di un paio di brani appunto composti da me, tra cui Sensations, e appunto con il mio produttore Paolo Dossena, con cui ho avuto l'onore di lavorare, un produttore storico italiano che ha prodotto grandi nomi della musica come Paolo Conte, come Cocciante, ma anche il premio Oscar Luis Bacalov, per esempio, che purtroppo è mancato da poco. E abbiamo deciso di introdurre in Wonderland Sensations con una versione naturalmente unplugged e quindi con l'aiuto anche di Max abbiamo lavorato su questo brano che per me ha un significato appunto di, come accennavo, di ponte di collegamento, di unione tra quello, diciamo, quello che ero prima e quello che sono adesso. Quindi ci piace fra l'altro iniziare i nostri show con questo brano, anche perché dà un'idea di rilassatezza, ma allo stesso tempo anche di energia che ci piace dare immediatamente al pubblico. Quindi normalmente, oggi chiudiamo con questo pezzo, ma normalmente apriamo tutti gli spettacoli anche appunto chi avrà voglia di venire a vedere Wonderland nelle prossime date ci troverà questo pezzo, fra l'altro con l'inclusione del violoncello di Riviera Lazzari, quindi è ancora più denso e accattivante se vuoi. Con Andrea Vettoretti siamo appunto quasi al termine, è troppo presto per chiederti progetti futuri, sono troppe le date, insomma, stai già lavorando a qualcosa di nuovo? È una cosa divertente perché venendo qui in macchina dicevo a Max, guarda, tutte le volte che mi intervistano, poi alla fine mi chiedono, ma i nuovi progetti? Il nuovo progetto in realtà è Wonderland. Beh, no, È quello immagino. è quello Infatti, di concentrarci, a parte gli scherzi, sì, in realtà, sai, si lavora sempre a un qualcos'altro che non si definisce bene, no? Sto scrivendo altre cose, ma però senza un ideale progetto per il momento. Veramente ci stiamo concentrando tantissimo su Wonderland perché ci abbiamo lavorato tanto, abbiamo investito tantissime energie e vogliamo farlo conoscere, quindi è un è un qualcosa lavoro, chiaramente. che ci teniamo particolarmente che venga conosciuto da tutti, quindi ci farà piacere chi vorrà venirci a sentire, chi vorrà sentire questo nuovo album. Speravo di avere lo scoop, allora niente. Non ancora, ma sarai la prima ad averlo, te lo prometto. Grazie. Ci lasciamo con Sensation, un'ultima domanda proprio per entrare di più nelle vostre vite prima di salutarci. Insomma, la musica accompagna la vita di tutti, chi più, chi meno. Visto che abbiamo parlato appunto di un album che ha comunque a che fare con qualcosa di magico in senso lato, comunque di surreale, c'è un aneddoto che accompagna la magia con con la vostra musica, voi che la musica appunto la fate? È una domanda abbastanza difficile perché diciamo che la magia è intrinseca al nostro lavoro, cioè tutto quello quando ci alziamo il mattino e prendiamo in mano il nostro strumento, c'è sempre una sorta di magia che ci accompagna e che deve essere presente per poter produrre anche nuova musica e per poter suonare quella che si è scritta in maniera adeguata all'essere artista. Quindi la magia è un qualcosa che effettivamente è parte della nostra vita artistica e che deve assolutamente esserci, come
sognare. È anche un'altra cosa che un po' si dice che un po' tutti dobbiamo sognare, però il nostro lavoro effettivamente è un lavoro che ha una sua complessità e che deve risultare semplice, e quindi in qualche maniera ci mette sempre alla prova, e all'interno di tutto questo casino, se vuoi, ci deve essere la magia. Se c'è, funziona. Max, difficile aggiungere No, parole. infatti a posto così, io mi associo, concordo, punto, a capo. Io vi ringrazio per le emozioni che ci avete regalato, la vostra Grazie a voi. musica, grazie. E ci salutiamo quindi con Sensation. Prima ricordo la prossima data, Trevigiana, quindi a noi vicina, di Assolutamente. mercoledì 20 giugno al Teatro Comunale di Treviso. E ricordo appunto Wonderland in CD, in vinile, in supporto digitale, insomma Andrea Vettoretti lo troviamo in Mi quel- trovate dove volete. Esatto. Grazie ad Chiunque voglia. Andrea Vettoretti, Grazie a voi. grazie a Max Trabucco, grazie per essere stati con noi. Grazie a voi. Ciao. E ora Sensation.